Prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono il mio scudo, protezione fin quando io vivrò, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno, pace nel Signore, benvenuti alla preghiera del mattino, un programma di Shea Damiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionária Italiana, e noi siamo qui con voi per la grazia e bontà del nostro Signore, iniziando questa preghiera del mattino, iniziando questo giorno in più, oggi 8 aprile 2025, martedì, e siamo qui a trasmettere questa diretta direttamente dalla nostra base missionaria a Scandici, Firenze. Che Dio benedica tutti i miei fratelli dal nord al sud d'Italia. Un grande abbraccio a tutti, che il Signore vi benedica abbondantemente, vi dia la grazia, la forza, perché il Signore è il nostro scudo e fortezza. Alleluia, gloria a Dio. Io vorrei ringraziare al Signore per questa opportunità. Io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi per la grazia di Dio stamattina per pregare insieme a voi e parlare con il Signore, perché Lui è degno di lode, di onore e di maestà. Alleluia. Che il Signore benedica te e la tua casa. Vorrei disponibilizzare nostro numero di WhatsApp per qualsiasi necessità. Se tu hai bisogno di mandare un messaggio com una richiesta di preghiera, un suggerimento, un ringraziamento, una testimonianza, sarà molto utile per edificare gli altri, perché noi
camminiamo per fede e la tua testimonianza edifica il corpo di Cristo. Gloria al Signore. Vorrei anche mandare un grande abbraccio ai miei fratelli di Shea Adamiti che sono nelle basi missionarie di Shea Adamiti. Un abbraccio grande ai nostri fratelli missionari, operai, servitori, membri. Che Dio benedica gli amici, che il Signore benedica tutti i miei fratelli che sono nel settore ecclesiastico 1 a Firenze, nella provincia di Firenze, settore 2 nella provincia di Pisa, settore 3 nella provincia di scusate, nella provincia di Verona. Che Dio vi benedica abbondantemente. Se non seguite ancora i profili di Instagram, vorrei invitarvi a seguire, perché su Instagram abbiamo diversi contenuti che sono edificanti. Anche ogni mese abbiamo l'agenda del settore, cosa faremo. Inclusive vorrei invitare tutti i miei fratelli che sono a Firenze, che sono nelle basi missionarie, per organizzarsi per il giorno 18 aprile. Avremo qua una veglia di preghiera a Firenze, Porta al Prato, nella base di Firenze, Porta al Prato. Noi avremo una veglia di preghiera tutta la notte in preghiera, presentando al Signore le nostre richieste, ringraziando Dio per ogni benedizione. Quindi dalle 10 di sera fino alle 5 della mattina saremo lì insieme in preghiera. Metti sulla tua agenda, ti organizza per non mancare, per partecipare, per essere presente, per cercare il Signore. È un giorno di festa e vorrei chiedere a tutti di programmarsi per partecipare di questo evento. Il 18 aprile sarà la nostra veglia di preghiera e certamente sarà una benedizione per la gloria di Dio. Venite, non mancate. Gloria al Signore. Vorrei ringraziare ai fratelli che sono in preghiera per noi. Stiamo sul territorio italiano dal 2015, la prima missione quando abbiamo iniziato nella provincia di Verona, e fino ora continuiamo avanti con la grazia di Dio e la tua cooperazione. Tutti noi, come Paolo ha detto, siamo cooperatori di Dio e è buono cooperare con il Signore. Non è che Dio abbia bisogno di noi, Dio è sufficiente, ma Lui ci dà un privilegio, un'opportunità di servirlo, di cooperare con Lui nel suo regno, con la sua opera. E per me, io dico che è sempre un privilegio servirlo. Per me non ho lasciato niente, anche se ho lasciato tutto, quello che ho lasciato non significa niente, perché è un privilegio. Lui mi ha scelto per questo, ti ha scelto per questo, ci ha scelto per questo proposito. E vorrei ringraziare il Signore per l'opportunità che ci dà di fare la sua opera, di servire, e ringraziando ogni fratello che contribuisce, che mantiene la missione mensilmente con la sua offerta, con le sue decime. Che Dio benedica tutti nel nome di Gesù. Grazie della tua contribuzione, della tua goccia d'amore. Certamente la tua offerta, come dico sempre, vale una vita che si arrende al Signore. Se non fosse la nostra contribuzione, tramite la grazia di Dio, sarebbe impossibile seguire con la missione. Ora, da domani iniziamo una ristrutturazione a Pomarance, nel palazzo di Pomarance, dove svolgiamo l'attività lì, e preghiamo, fratelli, perché il Signore ci dia la sua grazia, la sua forza, ci aiuti in ogni necessità e possa provvedere ogni bisogno, che il Signore possa proteggere i lavoratori, i volontari, che siamo lì
sotto le mani del Signore, guidati dal suo Spirito e operando nel suo nome. Che Dio benedica a tutti. Vorrei lasciare stamattina, se tu ancora non sei iscritto su questo canale, vorrei chiederti di iscriversi, lasciare il tuo mi piace e condividere questa diretta con un altro. AD Arca Missionária Italia, il nostro profilo di YouTube, e vorrei invitarvi a iscriversi su questo profilo. Io vorrei lasciare una parola che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 7. Vangelo di Luca, capitolo 7, dal versetto 36, dice così la parola del Signore. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e 2. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condannato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Alleluia. Fratelli, sappiamo che Gesù entra in casa di fariseo, invitato per una cena, e lì era a mangiare. E come abitudini dei giudei, loro dovevano lavare i piedi. Ma in quel giorno Simone non riteneva magari che Gesù sarebbe necessario lavargli i piedi. Simone guardava la sua importanza come fariseo. Magari Simone pensava: io devo trattarlo
pari a pari, non è che io sono una persona così desprezibile, non sono una persona inferiore, non sono qualsiasi, quindi anche per Gesù è un onore venire a casa mia. Magari Simone pensava così, anche se sapeva di quello che Gesù operava. E se ha chiamato Gesù a casa sua, aveva anche i suoi interessi personali. Comunque, sapendo che Gesù sarebbe un uomo ai suoi occhi importanti, ha voluto che venisse a casa sua perché anche lui era un uomo importante. E quando Gesù entra a casa sua, lui non lo riceve con onore come doveva, perché nel testo vediamo che lui non considera Gesù come Signore. Infatti è un problema nella vita delle persone quando non considerano Gesù come Signore. Perché? Perché non lo trattano come si doveva trattare o si dovrebbe trattare. Perché a volte noi, per la nostra superbia, per la nostra grandezza, perché ci sentiamo importanti, magari abbiamo una laurea, abbiamo una macchina, abbiamo soldi sul conto, siamo una persona magari influente. Simone non ha fatto caso e non poteva riconoscere Gesù come Signore perché c'era un impedimento. E l'impedimento era che Simone si sentiva in grado di ricevere Gesù a casa. Simone si sentiva una persona che meritava ricevere Gesù a casa. Perché? Perché era un uomo degno, un fariseo. Sappiamo che l'ordine dei farisei, loro erano precisi. Infatti, quando Gesù fa racconta quella storia, la parabola, Simone giudica rettamente Gesù, dice a lui: Simone, tu hai giudicato rettamente, perché il giudizio del fariseo era un giudizio preciso sulla parola. Loro avevano la parola. E molte volte noi conosciamo la parola, sappiamo chi è Dio, chi è Gesù, ma il problema non sta nella conoscenza, il problema sta sull'umiltà. E mancava a Simone umiltà. Nella parabola, o meglio, nel sermone della montagna di Matteo, Gesù inizia dicendo nel versetto 3: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno,
e mettendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vedete in questo sermone sul monte le beatitudini, come il Signore prosegue parlando tutto basato su umiltà. E dove manca l'umiltà è evidente la superbia, la vanagloria. Gli uomini amanti di se stesso mancano di umiltà. E questo fariseo, anche se era intelligente, saggio, un uomo della parola, gli mancava umiltà. E molte volte per mancanza di umiltà noi non riconosciamo la grazia di Dio. Per mancanza di umiltà non viviamo la completezza della grazia di Dio, la multiformità della grazia di Dio. E viviamo una religiosità, non la grazia. Oggi vorrei domandarti, nella tua casa, quale posto c'è Gesù? Nella tua vita, quale posto c'è Gesù? Che posto c'è Gesù nella tua casa, nella tua vita, nella tua famiglia, nelle tue finanze? Che posto c'è Gesù? Per Simone Gesù era come un profeta, una persona sì importante, ma non Gesù. Per te, chi è Gesù? Un profeta come altri? Un uomo potente come altri potenti? Io vorrei dirti che quando tu comincerai a riconoscere Gesù come Signore, allora vedrai che tutto cambierà. La differenza fra il fariseo Simone e la donna peccatrice era che il fariseo Simone riconosceva Gesù come un uomo importante, ma la donna peccatrice riconosceva Gesù come il suo Signore. Infatti, quando Gesù, dopo che domanda a Simone e parla di quello che quella donna ha fatto e sta facendo, si rivolge a lei dicendo: i suoi molti peccati le sono perdonati. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Invece quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi. E chi erano a tavola? Tutti chi erano a tavola erano i farisei, perché non si sedeva a tavola se non fosse un fariseo, in casa di fariseo. E hanno domandato, hanno detto dentro sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Quando noi non riconosciamo la potenza del signorio di Dio, di Gesù, come Signore, non viviamo la salvezza, perché se Lui non è Signore, non sarà Salvatore della nostra vita. Perché prima perché Lui sia Salvatore, Lui deve essere Signore.
prima che lui sia salvatore della tua anima, lui deve essere Signore. Quella donna ha avuto i suoi peccati perdonati, è stata salvata, perché prima di ricevere qualsiasi cosa da Gesù, lei ha offerto il suo umile cuore, riconoscendo che lui era Signore della sua vita, che lui era l'unico che poteva fare e cambiare la sua vita. Magari tu hai una riconoscenza su un magistrato, tu lo riconosci, tu lo consideri, magari tu riconosci una dottoressa, e ci sono persone, ho visto questi giorni un video che un magistrato richiedeva formalità da un'avvocatessa quando si riferiva a lui. È giusto, perché la Bibbia dice onore a chi ha onore, ma gloria a chi ha gloria. E chi ha gloria sulla terra? Nessuno. A Dio sia la gloria in eterno, perché nessun uomo merita gloria, magari onore per quello che ha fatto, ma gloria mai. E quella donna versa lacrime, olio, alleluia, asciuga con i suoi capelli. Lei ha dato quello che aveva, ha servito, ha riconosciuto con il suo umile cuore. Invece Simone aveva casasecchio, asciugamani, servi che potevano lavare i piedi del Signore. Certamente lui aveva olio di spezarie, lui aveva delle cose care a casa, ma non ha speso nulla, non ha dimostrato nulla. Ha fatto un banchetto, magari un banchetto che lui aveva già fatto per altri. Magari tu pensi che tu stai facendo molto per il Signore, riconoscendo il Signore e basta, è Gesù, offrendo qualcosa che il mondo offre, un riconoscimento che il mondo riconosce, non seguito di una dimostrazione di umiltà, di arrendimento. Quella donna si è arresa ai piedi del Signore, li baciava i piedi. Simone cosa ha fatto? Nemmeno un bacio ha dato al Signore. Alleluia. E Gesù, nella sua parabola che raccontava a Simone, parlava di due debitori, ossia gli diceva: tu sei pure un debitore. Alleluia. Quante volte noi ci sentiamo a posto quando siamo debitori e non riconosciamo che siamo debitori. Camminiamo sulla nostra superbia, con testa in su, pensando tutto che ho lo merito, tutto che faccio lo merito. E non è vero. Se tu sei, se tu hai, se tu sai, è perché per la bontà del Signore, per la grazia del Signore, Lui ti ha concesso di avere, di essere, di sapere. Ma noi molte volte non riconosciamo, come Simone non riconosceva, perché gli mancava umiltà. E molte volte noi diciamo: ma io sono umile. Uno che dice che è umile non è mai stato umile, perché l'umiltà non viene detta, viene confermata, come quella donna che era ai piedi di Gesù. Lei non diceva: guarda che io sono umile, guarda. No, lei era lì a fare senza chiamare gli altri perché vedessero. Lei era lì a baciare i suoi piedi, a lavare i suoi piedi con le sue lacrime. Quelle lacrime, c'era una storia.
quante lacrime Simone ha versato per avere Gesù a casa sua. La Bibbia non parla in nessun momento che Simone si è commosso dalla presenza di Gesù a casa sua. Ci sono persone che non hanno questo ardere, questa commozione, non si commuove. La presenza del Signore, il nome del Signore, la parola del Signore non gli causa effetto, non gli fa nulla, anzi, gli dà noia, li disturba, non gli piace. Ci sono persone che non hanno pazienza ad ascoltare la parola, ci sono persone che rifiutano la parola, ci sono persone che rinnegano la parola, ci sono persone che perseguitano la parola addirittura, perché si sentono molto. Ci sono persone che sono arrabbiate con Dio perché Lui ha permesso questo, perché Lui ha permesso quello. Quando noi, nella nostra autosufficienza, decidiamo, facciamo e vogliamo che Dio ci assicuri dei nostri errori, che Dio ci assicuri delle nostre cose che facciamo, no. Nemmeno domandiamo, nemmeno leggiamo la parola per vedere se quello va bene, se piace al Signore quello, se non gli piace, se è la sua volontà o no. Allora facciamo e vogliamo che Lui ci assicuri che vada tutto bene. No, non è così. Ricordati dei tuoi debiti. Ricordati delle tue mancanze. Ricordati dei tuoi falli. E se hoje tu sei svegliato, tu sei in piedi, se hoje tu stai ascoltando questa parola, è un privilegio, è misericórdia, è bontà. Invece di essere a tavola, mettiti per terra. Invece di essere a tavola, a esaminare, a analisare, a giudicare, mettiti ai piedi del Signore chiedendo misericórdia. Perché come ha detto il profeta Geremia, che le misericordie del Signore sono la causa che noi non siamo consumati. E molte volte noi trattiamo il Signore come fosse qualsiasi. O peggio, perché a volte un magistrato trattiamo con più onore, un politico. Ricordati che Gesù Cristo è il Signore. Che Dio ci benedica. Preghiamo stamattina ringraziando il Signore. Lascia tuo mi piace, condividi con gli altri questa diretta e riconosci che Gesù Cristo è il Signore. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui insieme, pregando, lodando e benedicendo il tuo nome. Grazie Signore di questa mattina di martedì, di questa parola che ci hai dato. Quando molte volte, Signore, facciamo il solito per te, come se facessimo tanto. Facciamo come Caino, che ha detto: tanto quello che sto offrendo è buono, quello che sto mettendo sull'altare di Dio è sufficiente, è buono, gli piacerà. Noi molte volte, Signore, facciamo come quelle persone che per sé comprano il meglio, ma per gli altri danno quel ventilatore mancando la elice,
la ventola, diamo quello vestito bucato, diamo quello frigorifero rotto. È così. Molte volte noi diamo a te quello che diciamo è buono, ma per me non mi serve. È buono, ma non voglio, perché voglio un nuovo. Simone ti ha ricevuto a casa come tu fossi un profeta importante e basta. Ti ha messo a tavola, ha servito una cena, ma era tutto che lui faceva al solito. Era possibile quello, era normale, lui faceva quello a qualsiasi. Invece quella donna, nessuno lo sa se era tutto che lei aveva. Infatti, lei ha versato olio prezioso. Lei ha versato le sue lacrime perché non aveva acqua, non poteva averli, perché essendo peccatrice non poteva essere al pozzo con altre donne. Signore, asciugava con i suoi capelli perché non aveva un asciugamani. Ma la sua povertà, la sua condizione non gli ha impedito di riconoscerti come Signore. Molte volte Satana vuole dirci, ma tu non meriti. Eppure lavora anche dicendo, tu lo meriti. Quando noi, per ogni cosa, siamo aggraziati, è per grazia. Quando Pietro ha detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu lo hai risposto, Pietro, né carne né sangue ti hanno rivelato questo, se no lo Spirito di Dio. Quindi da noi, Signore, non abbiamo come riconoscere da soli che tu sei Signore e Salvatore, se non tuo Spirito che ci rivela. Ma tuo Spirito rivela dove trova l'umiltà. In quel cuore superbio, o meglio, in quei cuori superbi che avevano quelli che erano seduti a tavola, non potevano veramente riconoscere che tu sei il Signore. Quei cuori superbi non potevano riconoscere chi era a tavola con loro. Ma quel cuore umile che era per terra ha riconosciuto perché sapeva chi gli poteva perdonare il debito. Quell'altro si sentiva molto in gamba, capace, in regola, perfetto. Oh Signore, ti prego stamattina di riempire la nostra vita di umiltà, che il tuo Spirito ci faccia umili.
umili perché noi veniamo a riconoscere sempre che tu sei il Signore. Molte volte ci svegliamo e facciamo piani dicendo farò così, risolverò così, come se fossimo al controllo di qualcosa, come se avessimo capacità di qualcosa, come se avessimo il dominio sulle cose. Signore, la tua parola dice, il saggio Salomone, lui dice che è meglio di andare a un banchetto è meglio andare a un funerale, perché nel banchetto c'è festa, c'è gioia e sappiamo tutto che succede lì. Ma la parola dice che quando si va a un funerale ci ricordiamo qual è la nostra fine. Ci ricordiamo che non siamo nulla. Ci ricordiamo che i grandi, i potenti, i dominatori, gli influenti finiscono lì. E lì finisce tutto. Molte volte, Signore, noi pensiamo di essere qualcosa perché abbiamo una laurea, una conoscenza, un talento. Mi ricordo quell'uomo che un giorno ho toccato sulla spalla così e lui ha detto: togli le tue mani dalla mia spalla, sai che io sono? Lui voleva dire un'autorità come me non si tocca la spalla. E oggi vedere quell'uomo lebbroso, senza l'autorità che aveva, disprezzato, perché la tua parola dice che tu cambi tempo, ora, stagione, ma non finisce lì. Tu cambi re, è così. Oh Signore, tu rimuovi re, tu prendi quello che è lassù e metti giù, quello che è giù e metti lassù. Chi può discernere il disegno del Signore? Chi può discernere il disegno del Signore?
È Egli che alterna i tempi e le stagioni, depone il re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. Oh Dio grande, io ti lodo stamattina e ti ringrazio perché tu hai riservato le cose grandi e profonde ai piccolini, hai rivelato ai piccolini. Tu hai dato saggezza e forza e ci hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il mistero della salvezza che è Gesù Cristo nostro Signore. Grazie, grazie Gesù, ti ringrazio Padre nostro che ci hai rivelato Gesù Cristo e ci hai dato questa benedizione, il discernimento, la saggezza, la conoscenza, rivelandoci il segreto del mistero della salvezza. Gesù, grazie Padre. Ti prego per i miei fratelli che tutti possano riconoscere la tua grazia e che tu possa, Signore, venire all'incontro di quelli che camminano sulla via della superbia. Quanti fratelli che si deviano dalla via dell'umiltà e abbracciano la superbia, perché Satana è astuto e piace mettere corona da loro sul capo delle persone per farli pensare che sono. Vuole dare gloria alle persone, ma nessun uomo sulla terra potrà avere la gloria, perché la gloria è tua, Signore. Oh Signore, ti prego, siamo in questa situazione, siamo nelle mani degli uomini che ci opprimono con tante cose, che ci opprimono, Signore, con tante cose che non posso nemmeno dire. Ma ti prego, Signore, tu puoi toglierci dalle mani di questi uomini. Liberaci dalle sue mani. Tocca, Signore. Tocca dove noi non possiamo toccare. Signore, tu puoi fare come hai detto a Mosè: domani io manderò carne. E non mangeranno un giorno, né 2, né 10, né 20, ma per un mese. Signore, io credo. Io credo che tu cambi stagioni, come la tua parola dice. Egli alterna i tempi e le stagioni. Sei tu, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego. Abbatti questo dominatore, questo oppressore, questo che ricerca guadagno dal tuo popolo. Ti prego per le questioni ecclesiastiche della missione, Signore, per i miei fratelli missionari. Guidaci in ogni cosa, Signore. Benedice, Signore, i lavori che stiamo facendo sul territorio italiano, a Firenze, a Scandici, a Legnago di Verona, a Pisa, a Pomarance. Signore, provvedi ogni necessità nostra.
Siamo nelle tue mani, Signore, e vogliamo essere e continuare ad essere. Ma quelli che ci cercano, quelli che cercano opprimerci, ti prego, Signore, intervieni, salva le anime, aggiungi anime, Signore, aggiungi fratelli, persone a questa missione. Oh Signore, che loro possano sentire la tua chiamata. Signore, che loro possano arrendersi alla tua chiamata. E molte volte noi vogliamo trattare le persone proteggendo come se il Vangelo fosse un male. No, il Vangelo è il Vangelo di ravvedimento, di trasformazione. Venite come state, ma non si può rimanere come veniamo. La vita cambia. Il Vangelo è potenza di Dio. Oh Signore, che loro possano venire e ricevere la potenza e volere continuare sulla potenza. E molte volte noi vogliamo fare che loro pensino che non è tutto questo, che loro possono fare quello, possono vivere come vogliono. Non è così. Siamo ambasciatori del Vangelo e dobbiamo portarlo precisamente, lasciando che la multiformità della grazia trasformi le persone, non giudicando, ma neanche nascondendo la verità. Signore, nel nome di Gesù, aiuta questi uomini volontari che opereranno lì a Pomaranci questo periodo, sia con noi, guidaci in tutto. Ti prego, Signore, per l'evento che sarà fatto in Svezia questo weekend, che tu possa accompagnarci, che tu possa benedire i miei fratelli che continuano qui svolgendo la tua opera a Firenze, a Scandici, a Pisa, a Pomaranci, a Legnago. Che il tuo nome sia glorificato, Signore, e che possiamo vedere la tua gloria. Aiutaci in ogni cosa, guidaci in ogni cosa, dacci la tua parola. Signore, ti prego, apri le porte, perché tu hai la chiave che apri. Ti prego, tu puoi, Signore, cambiare leggi, tu puoi sistemare ogni cosa. Nel nome di Gesù, guarisce la missionaria Denisa, sollevala, Signore, di questo male, che tu possa soffiare nel suo polmone guarigione, nella sua vita e nei suoi organi guarigione, nel nome di Gesù, per il sangue prezioso di Cristo, nel nome di Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Amen. Che Dio vi benedica. Lasciate il vostro mi piace,